Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci siamo radunati oggi nel giorno di Sant'Antonio Abate e vogliamo celebrare questa festa ricordando un po' la figura del santo a partire dal brano evangelico che ha colpito davvero Sant'Antonio. E insieme a questo benedire insieme il pane, benedire le statue di San Francesco e di Santa Chiara, benedire il fuoco, le immaginette e pregare insieme il Signore Dio nostro. Allora vogliamo ascoltare all'inizio di questo momento di preghiera il Vangelo di San Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Egli rispose: perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese: quali? Gesù rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Parola del Signore. Ci sediamo. Antonio Abate. Tutti sappiamo la storia com'è, quindi non la riprendiamo per filo e per segno, ma solo alcuni accenni che magari ci possono essere utili. Quello dove dice: se vuoi essere perfetto, lascia le ricchezze, vieni e seguimi. Quindi il punto di partenza di ogni cristiano è quello di seguire la via della povertà. Senza povertà non si può costruire nulla. Senza povertà non si può crescere nell'anima, nello spirito, nella fede in Dio. E Sant'Antonio questo l'ha capito bene. Non era grandissimo, era un ventenne, un giovincello che aveva a fianco a sé una sorella. E quindi la sua vita non era tutto rose e fiori. Doveva un po' pensare a quello che è il suo futuro insieme a questa sua sorella. I genitori non c'erano. E allora, tra le cose di Sant'Antonio c'è quel suo entrare in chiesa e ascoltare questo brano. E allora mettersi in discussione: ma allora davvero io per incontrare Dio devo donare tutta la mia vita? E quando uno dona tutta la sua vita a Dio deve staccarsi dalle cose materiali, deve staccarsi dagli affetti. E allora Antonio ha preso sua sorella e l'ha fatta consacrare, l'ha fatta diventare suora, l'ha affidata a qualcun altro. E
E lui si è dedicato completamente alla lode a Dio, al servizio a Dio, facendo l'eremita. Ecco il grande esempio che Sant'Antonio ci dà, che ha venduto tutti i suoi beni e tra i suoi beni ha messo da parte anche sua sorella. Cioè sua sorella, che era un affetto grande, poteva impedirgli di camminare verso Dio. E quindi ha detto: ti affido al Signore in un altro modo, però io chiedo provvidenza del Signore perché ci dia conforto ogni giorno nelle nostre famiglie, perché in ogni famiglia non manchi questo pane quotidiano, e noi ringraziarlo per quello che abbiamo, ma soprattutto chiedendo la capacità di avere un cuore grande per chi non ha invece anche questo piccolo segno. E poi benediciamo le statue di San Francesco e di Santa Chiara. Tutto sempre ci fa vedere che la famiglia di Dio, la famiglia della Chiesa, sono in tanti, sono tanti i santi. Non è che fanno a sfinta e magari oggi dicono no, ci sono io in prima fila. Sono tutti ben accetti e sono tutti pronti a darci un grande dono, e cioè il dono della loro vita. Quindi oggi noi vediamo le immagini, e quell'immagine, quella statua ci ricorda qual è stato il loro esempio, qual è stato il loro stile di vita, e noi vogliamo quindi imitarli. Le statue ci servono per questo, per avere un ricordo visibile e anche tangibile. E allora viviamo tutto questo nella preghiera e nella devozione grande verso il Signore. Sii benedetto, Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà, è l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani, che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio Abate, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo alla venerazione del popolo cristiano delle nuove immagini di San Francesco e di Santa Chiara, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa celebrazione, offrendo alla devota attenzione dei fedeli le immagini dei santi. La Chiesa Madre vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in via e in morte. Perché, innalzando lo sguardo alla città futura, possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano, ci soccorrono, intercedono per noi in forza del misterioso vincolo di comunione fra i membri della Chiesa pellegrina e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo.
Ti glorifichiamo, Padre, tu solo sei santo e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Spirito Santo, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito Santo San Francesco e Santa Chiara, che proponiamo alla comune venerazione attraverso queste immagini. Fa che, illuminati dal loro esempio, procediamo sulle orme del Signore, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la nostra vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci ha dato in Sant'Antonio Abate un segno della sua protezione, faccia risplendere il suo volto su di voi. Amen. L'intercessione di Sant'Antonio Abate vi liberi dai mali presenti e il suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con Maria, Regina di tutti i santi, la gioia e la pace di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E adesso, nel consegnarvi il pane e l'immaginetto di Sant'Antonio, ci disponiamo anche in una piccola processione, credo portando anche Sant'Antonio con noi fuori verso il fuoco e benedicendo questo fuoco, segno di vita, segno dello Spirito. Adesso vi consegno questi segni che abbiamo qua. Basta,
fascia. Dai, andiamo a farsi, andiamo fuori a... Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Sii benedetto Dio, Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo fatto a tua immagine la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto, verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia, e dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. O Dio, che tutto hai disposto come meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature, stendi la tua mano perché questi animali ti siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità, e fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa.
Viva, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, morto e risorto per la nostra salvezza. Il Signore misericordioso, per intercessione di Sant'Antonio Abate, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E auguri a tutti. Grazie. Qua. Non ti puoi avvicinare a prenderla. Faccela bella la fotografia. C'è il sole, capito? Sì, glielo dà. Adesso devo fare al rovescio. 3-3 erano, no Vittorio? Ma era nel principio. Un'altra nuova. E questa è minoretta, quella è la più grande. Dai. Ecco. Adesso che canta.